Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E di ritorno da Bruxelles, Laura Ferrara, dove presidi al Parlamento europeo. A proposito, che aria tira in Europa? È un momento particolare perché ci affacciamo alle prossime elezioni europee, quindi c'è grande attesa su composizione del prossimo Parlamento europeo, composizione dei prossimi gruppi, quindi insomma c'è molta attesa su questo. Poi lato italiano c'è un po' il dibattito sulla manovra. Non ci amano molto adesso, no? No, nel è senso chiaro che hanno... ma ha ragione o ha torto, secondo il suo modo di vedere? Secondo me ha torto. Secondo me ha torto. C'è un Nel grande senso che noi abbiamo le carte in regola? Ma secondo me noi abbiamo le carte in regola e non più e non meno di quanto sia stato fatto in passato, non soltanto da parte del governo italiano ma anche da parte di diversi altri paesi. Quindi non è un azzardo secondo lei? Questo è chiaro che poi si vedrà, è chiaro che poi si vedrà in futuro, però quello che mi sento di dire è che non c'è appunto l'azzardo nel voler mandare in default un paese, nel voler ecco, mandare all'aria tutto e finire allo stesso modo come è capitata alla Grecia. C'è una manovra che è stata fatta con criteri, con competenza e soprattutto con l'obiettivo di far ripartire la crescita, perché ad oggi purtroppo ci siamo ritrovati ad una crescita ferma, a tassi di disoccupazione altissimi e il tutto per il rispetto stringente di regole europee che sono valse per alcuni paesi e non per altri. Lo spread che sfonda quota 300 non è non è un segnale, non è un campanello d'allarme, la lucettina rossa che si accende sul paese o no? Io non sono un economista, però ciò che ho inteso in questi anni è che anche lo spread che sale e che scende è veramente un indice molto labile che chiaramente dipende non soltanto da aspetti economico-finanziari ma anche dalla percezione di stabilità o meno di un determinato governo ed è proprio sul dato della percezione che si gioca poi, ripeto, l'aleatorietà e anche la variabilità, l'estrema flessibilità degli indici. Ma non crede che il movimento di cui lei fa parte stia pagando lo scotto di una difficoltà di approccio con la macchina del governo, no? Sicuramente le difficoltà ci sono ed è innegabile perché governare non è semplice, soprattutto nel momento in cui ci si affaccia per la prima volta al governo di un paese e si eredita tutto ciò che è stato fatto o non fatto dai governi precedenti, quindi con estrema serietà bisogna ecco, prendere le misure con tutte le manovre, ciò che bisogna fare, gestire anche le emergenze e quindi capire che tipo di progettualità dare per il futuro. Quindi le difficoltà ci sono, però io credo che anche in questi primi pochissimi mesi si stiano affrontando con ecco, grandissima celerità, con grandissimo impegno e i primi risultati si vedono anche. Senti, i suoi colleghi parlamentari europei cosa le chiedono? Che aria tira in Italia? Sono, come dire, curiosi di sapere, sono preoccupati, sono tranquilli, come... Sicuramente l'interesse e la curiosità c'è perché poi sulla stampa estera ci sono sempre i grandi titoloni su questa diatriba, su questo braccio di ferro che c'è tra Italia e Europa e anche perché purtroppo è un governo che viene dipinto a tinte fosche, non sempre ma molto spesso arriva il messaggio di un governo che... Ma secondo lei ha torto o ha ragione? Allora, il discorso è questo, noi ci ritroviamo di fronte ad un governo che possiamo dire è un unicum rispetto a quanto fatto in passato, si fonda su un contratto, cosa che non è mai stata fatta prima,
un contratto che fissa degli obiettivi programmatici da attuare ed è un contratto che lega due forze politiche estremamente diverse, Movimento 5 Stelle e Lega. È difficile conciliare quindi delle forze politiche con una storia e una prospettiva politica distanti. Però il risultato è che si resta ancorati a questo contratto e quindi si cerca di mantenere l'impegno preso con questo contratto siglato tra le due forze. Quindi è difficile anche comprenderlo questo governo, mi rendo conto che appunto non avendo dei precedenti è più complesso. Si cerca di dipingere come un governo nazionalista, un governo che è sovranista. Capiamo anche cosa significa nazionalismo e sovranismo. È chiaro che l'accezione che ne viene data è in termini negativi, però io mi sento di dire che c'è una grandissima attenzione chiaramente al nostro Paese, perché è quello che noi dobbiamo governare, c'è una grandissima attenzione ai cittadini italiani perché è a loro che dobbiamo rispondere, sono loro i nostri elettori ed è a loro che dobbiamo dare delle risposte rispetto a necessità passate e ad emergenze presenti. Però se ciò viene messo in contrapposizione con tutto lo scenario europeo e quindi con lo stare in Europa e il sentirsi parte di un'Unione Europea, ecco, su questo allora no, perché non c'è, quantomeno da parte del Movimento 5 Stelle, la volontà di abbandonare l'Unione Europea e di contrastarla per un ritorno agli Stati nazionali. Noi ci sentiamo parte dell'Unione Europea, ci sentiamo parte del progetto europeo. È chiaro che come fatto finora in questi primi 5 anni che siamo entrati in Parlamento siamo stati estremamente critici, ma critici non rispetto all'Unione Europea in generale, ma rispetto a questa declinazione, rispetto a questo progetto attuale che a nostro avviso, ma non solo a nostro avviso, non coincide con la tutela di tutti i cittadini europei, non coincide con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ecco, andrebbe rivista andando a rispondere, ad ascoltare e a rispondere maggiormente ai cittadini europei. Poi ci vuole un po' di cultura di governo però, ci vuole cultura di governo, questa la si acquisisce sul campo, col tempo, perché poi la spinta emozionale, no? Che ha consegnato anche al Movimento 5 Stelle, che è un movimento antisistema, ha consegnato una fiducia piena da parte dei cittadini. Però questa poi va tradotta, perché qui il problema è serio, nel senso che se non si danno risposte in merito alle questioni sollevate in campagna elettorale, poi il Movimento dovrà rispondere, no? Ai cittadini. Senz'altro, però io credo che, ripeto, già in questi primi mesi delle prime risposte siano arrivate. Noi abbiamo sempre detto, non soltanto durante l'ultima campagna elettorale, ma anche con i programmi di governo del 2013, di voler combattere il precariato, di voler garantire la trasparenza, di voler combattere la trasparenza intendo nelle pubbliche amministrazioni, nell'uso dei fondi pubblici, voler garantire ecco, il contrasto alla corruzione, e sono tutti provvedimenti che troviamo già sul tavolo a partire dal decreto dignità a finire al disegno di legge anticorruzione. Ma il reddito di cittadinanza che cosa risolve? Il reddito di cittadinanza è una delle misure che contrasteranno il precariato e che ci si augura faccia ripartire l'economia, anche quindi facendo crescere i tassi di occupazione. È una manovra complessa nel senso che insomma, va fatta partendo dalla revisione dei centri per l'impiego, va fatta valutando lo scenario a 360 gradi, da qui quindi anche tutte le misure volte a contrastarne gli abusi, perché è chiaro che bisogna prendere in considerazione ecco, tutti i lati della proposta. Da lì poi è partita la critica molto così di basso livello sulle spese morali e immorali. L'obiettivo è quello che appunto non arrivino dei soldi da parte dello Stato che vengano spesi
esempio citato da Di Maio e che riprendo, nelle slot machine, cioè noi abbiamo sempre combattuto il gioco d'azzardo, sarebbe veramente un grandissimo paradosso se lo Stato andasse a sovvenzionare. Un decalogo su come spendere la cifra che abbiamo. No, non è un decalogo, perché poi lì si finisce col chiedersi cosa sia morale e immorale, però è chiaro che questo è proprio un esempio di tutta evidenza. Sulla prescrizione qual è la sua posizione? Sulla prescrizione ora resta nel DL anticorruzione questo emendamento, firmato peraltro anche da un nostro deputato calabrese, Francesco Forciniti, è una revisione necessaria. Parlo anche come giurista. Entrerà in vigore nel 2020. Entrerà in vigore nel 2020 perché... Sempre che ci sia però, no? Entra in vigore nel 2020 perché e riguarderà tutti i reati che verranno commessi a partire dal 2020 in poi. Sì, va bene, ma questo perché è necessario? Perché è chiaro che a fianco alla revisione della prescrizione bisogna andare a rivedere anche un sistema processuale che diciamo, funziona con delle falle. Ripeto, da giurista, se si tracciasse soltanto una linea retta su tutti i reati con la prescrizione che decorre a partire dalla sentenza di primo grado, è chiaro che si potrebbero creare degli intoppi nella tempistica e quindi anche nella efficienza del sistema processuale, per cui se invece si interviene contestualmente alla revisione della prescrizione anche sul sistema processuale, andando anche a potenziare cancellerie, magistrati, con tempi certi, si garantisce quanto previsto dall'articolo 111 della Costituzione, appunto il diritto ad avere un processo in tempi ragionevoli. Sul condono che mi dice? Sul condono è stato fatto, ecco, è stata narrata una storia che non risponde poi alla realtà. Ora si stanno continuando a rivedere le misure. Di fatto l'obiettivo qual era? Quello di andare a dare una mano alle persone terremotate anche su Ischia e capire quindi cosa potessero ricostruire o meno, e anche tutti coloro che aspettavano una risposta dal passato. Da lì è passato il messaggio che si voglia fare il condono su Ischia, quando di fatto chiaramente non rientra né nei nostri obiettivi né nei principi che abbiamo sempre dichiarato. Diciamo che alcuni principi del movimento sono stati, come dire, in qualche modo hanno trovato un compromesso nella gestione poi della cosa pubblica, perché insomma non sono rimasti così rigidi, così fermi. Proprio, ecco, l'ultimo esempio sulla prescrizione. Noi abbiamo sempre detto che vogliamo combattere gli abusi e vogliamo che vi siano delle pene certe, perché altrimenti ne va del sistema giuridico e del sistema dello Stato di diritto proprio in generale. Se noi di uno strumento che era stato, di un istituto che era stato creato per evitare l'ingolfamento dei processi, se ne è fatto un abuso, e abbiamo visto anche casi eclatanti, a partire dallo stesso Berlusconi, che hanno beneficiato della prescrizione, quindi di fatto un processo durato anni alla fine non si conclude né con una sentenza di non colpevolezza né con una sentenza di condanna, perché è scaduto il tempo e non si procede più. Ecco, non va bene, perché altrimenti diventa un escamotage, una strategia giuridica per aggirare le norme, per aggirare il sistema penale e garantire l'impunità a persone che magari si sono comportate molto male, che hanno commesso dei reati molto gravi. Senta, che idea si sono fatti a Bruxelles della Calabria? Continuo a chiedermelo anche io, nel senso che sotto certi aspetti si guarda alla Calabria con grande interesse. Io ad esempio a fine agosto ho ospitato degli imprenditori del settore agroalimentare e lì devo dire che c'è stato un grandissimo entusiasmo, non soltanto da parte degli imprenditori ma anche da parte degli stessi rappresentanti della Commissione europea o della Camera di Commercio belgo-italiana, che hanno incontrato questi imprenditori e hanno conosciuto delle realtà estremamente interessanti e anche molto innovative. Erano presenti molti giovani
imprenditori del settore agroalimentare, e lì quindi abbiamo veramente dato un ritorno, ecco, di un territorio, di una realtà forse poco conosciuto, ecco, poco esplorato, perché poi da un altro lato, ecco, da un lato quindi abbiamo questa potenzialità e questa realtà che, ecco, non è soltanto in termini di potenziale, ma si declina già in termini pratici, in realtà agita. Da un altro lato abbiamo poi delle difficoltà che continuano ad esserci, e il riferimento va ad esempio all'uso dei fondi che arrivano da un punto di vista quantitativo e da un punto di vista qualitativo. Abbiamo ad esempio un target di spesa fissato a 363 milioni di euro che scadrà il 31 dicembre 2018, ad oggi ne sono stati spesi soltanto 234 milioni di euro. Questo cosa significa? È chiaro che da qui al 31 dicembre verranno effettuate altre spese, però questa rincorsa nello spendere centinaia di milioni di euro in pochi mesi andrà probabilmente a detrimento della qualità, perché poi avendo puntato sempre il dito contro il fatto che si mandano indietro dei soldi europei che non si utilizzano, allora poi la rincorsa è stata quella nello spendere tutto. Giusto, giustissimo non mandare indietro dei soldi, però bisogna guardare anche alla qualità, bisogna guardare soprattutto alla qualità, cioè come vengono spesi, che tipo di risultato portano questi fondi sul territorio calabrese, perché nonostante le centinaia di milioni di fondi europei la Calabria continua ad essere una di quelle regioni, se non la regione d'Italia che arranca a svilupparsi e a migliorare da un punto di vista strutturale. Questo perché se si va a vedere casi che noi abbiamo monitorato e che poi una volta denunciati sono emersi, come il caso di Palizzi, con fondi che erano destinati al progetto per le tartarughe caretta caretta, invece poi c'è stata un'indagine, si sono ritrovati ad essere utilizzati in malo modo o addirittura per fini personali. Abbiamo il caso del Palazzo di Borgia che è stato ristrutturato con fondi europei, doveva essere utilizzato per finalità culturali e finisce con l'essere la sede della polizia municipale. Abbiamo il depuratore di Brancaleone, 700.000 fondi europei utilizzati per la ristrutturazione e l'efficientamento di questo sistema depurativo, alla fine sotto sequestro non funziona perché ci sono chiaramente delle irregolarità, quindi è questo tipo di gestione, di mancanza di controllo che purtroppo penalizza la nostra regione. Lei ha più volte puntato l'attenzione sul sistema della depurazione in Calabria, no? Ha fatto più volte la denuncia pubblica da questo punto di vista. E le cose sono migliorate o no, secondo lei? Guardi, non lo dico io, ma lo dicono i fatti e i dati. Ci ritroviamo con la quarta procedura di infrazione che coinvolge 48 agglomerati calabresi che si aggiungono ad altre 3 procedure di infrazione, 2 delle quali coinvolgono anch'esse agglomerati calabresi, una che si è già conclusa con una sentenza di condanna per la quale stiamo già pagando centinaia di milioni di euro alla comunità europea, che riguarda 13 agglomerati calabresi, e una seconda che è ancora in corso che riguarda 108 agglomerati calabresi. Quindi dai numeri che ho appena dato, 13 agglomerati con una procedura, 108 con un'altra e 48 con l'ultima procedura di infrazione in corso, abbiamo mezza Calabria che è sotto procedura di infrazione per la depurazione. E questo dispiace perché anche in questo caso sono stati investiti centinaia di migliaia di fondi europei per l'efficientamento del sistema depurativo e ci ritroviamo ancora all'anno zero. Questo va a detrimento non soltanto della situazione ambientale ma soprattutto della salute dei cittadini. Però il governo della regione fa sapere invece, e lo ha fatto più riprese, che per quanto riguarda l'investimento dei fondi europei
siamo tra le regioni più, come dire, avanti da questo punto di vista. Guardi, è così, proprio ecco, per allacciarmi al discorso della depurazione, noi abbiamo presentato non soltanto interrogazione alla Commissione europea per chiedere dei chiarimenti sull'uso dei fondi e abbiamo ricevuto delle risposte spesso purtroppo allarmanti che abbiamo denunciato, ma anche che abbiamo presentato delle petizioni. Abbiamo presentato una petizione al Parlamento europeo a seguito della quale la Presidente della Commissione Petizioni ha inviato dei solleciti alla Presidente della Regione Calabria, Oliverio, chiedendogli quindi conto di cosa si stesse facendo per garantire il rispetto della normativa europea in materia. Il risultato qual è stato? Un programma di interventi che la Regione Calabria intende attuare e che probabilmente vedranno i propri frutti a partire dal 2020. Ora, Oliverio e tutto il suo governo è lì dal 2014, da novembre 2014, non si può presentare un programma operativo solo a seguito di sollecitazioni da parte dell'Unione Europea nel 2018, a distanza di 4 anni. Quindi, e questo vale quindi per la depurazione e vale per tantissimi altri ambiti. Al di là della propaganda, al di là del comunicato stampa che si può fare dicendo stiamo spendendo tutto, ripeto, bisogna andare a guardare il cosiddetto performance framework, ovvero le performance, la riuscita, la qualità di cosa si sta spendendo, come si sta spendendo e ripeto che tipo di risultati Quindi si hanno. non si spende bene? A mio avviso no. Ma cioè, a mio avviso, guardando alla mia terra, guardando alla situazione calabrese, senta, ci sono che viviamo ogni giorno. Due appuntamenti elettorali importanti. Il primo è quello del rinnovo del Parlamento europeo. Lei ci sta pensando? A me piacerebbe poter continuare a portare avanti il mio lavoro. All'interno del vostro movimento ci sono queste regole o no? No, automatico nulla, nel movimento non c'è nulla di automatico, ci si mette sempre in gioco e ci si rimette sempre alla volontà dei cittadini. Secondo obiettivo, le regionali. Sì. Ci ha riflettuto su questa possibilità o no? Ma si riflette su tutto perché è chiaro che sono due appuntamenti estremamente importanti, le elezioni europee perché ecco, io posso dire veramente dopo quasi 5 anni di esperienza al Parlamento europeo che ciò che si fa a livello europeo è estremamente importante proprio per le ricadute che si hanno a livello locale, a livello territoriale. Io mi auguro di aver contribuito a far comprendere, a far maturare un po' di più questa consapevolezza del legame che c'è tra il lavoro fatto a Bruxelles e il lavoro fatto a livello territoriale, perché se parliamo di depurazione le normative europee sono le prime che poi vincolano il governo e la situazione territoriale. Se parliamo di fondi europei il legame parte appunto dall'Unione Europea e finisce alla programmazione e alla gestione regionale. Se parliamo di immigrazione parliamo delle normative che vengono stabilite a livello europeo e che ricadono poi sulle amministrazioni locali, cosa che peraltro ho ribadito pochi giorni fa a Strasburgo, dove sono stata invitata al Consiglio d'Europa proprio per parlare ecco, del sostegno che talvolta manca alle autorità regionali e locali in materia di gestione dei flussi migratori. Quindi c'è un legame molto stretto e, ripeto, è importante portare avanti un lavoro fatto bene a livello europeo perché da lì parte tutto. A livello regionale poi è chiaro che ecco, anche lì bisogna lavorare con estrema serietà, con estremo impegno. L'ultima elezione per i 5 Stelle a livello regionale non è stata voglio dire, esaltante, no? Sì, abbiamo avuto dei risultati chiaramente non buoni e non siamo riusciti neanche ad entrare in Consiglio, quindi ci auguriamo di fare non soltanto meglio ma molto meglio rispetto alle passate. Correrete da soli o c'è la possibilità di riproporre questo schema nazionale? Ma guardi, io francamente non credo proprio ci siano le possibilità e le condizioni, ma perché a livello nazionale è stata, se vogliamo, una costrizione. Cioè, che cosa significa? La legge elettorale ti dice che se non hai il 50% più uno per governare da solo, necessariamente devi fare una coalizione con qualcuno, altrimenti no, non puoi governare da solo.
va da sé che noi, insomma, come avete seguito, come ben sapete, abbiamo quindi aperto a quelle forze politiche che avevano ottenuto le maggiori percentuali. Abbiamo aperto alla Lega, abbiamo aperto al Partito Democratico, ma sensibilità al PD. comuni con la Lega? No, non è questione di sensibilità comuni, io personalmente non ne ho sensibilità comuni con la Lega, ma abbiamo aperto alle forze politiche che avevano ottenuto una percentuale maggiore e che quindi ci avrebbero permesso insieme di governare il Paese. È proprio una questione, se vogliamo, numerica. Abbiamo visto com'è andata, il PD ci ha sbattuto la porta in faccia, ha preferito la cosiddetta strategia dei popcorn, cioè restare lì a mangiare i popcorn e a guardare quello che poi sarebbe accaduto, dicendo che saremmo capitolati da lì a breve, con Renzi che quindi ha anche come dire, chiuso rispetto ad una minima apertura che era stata prospettata inizialmente da Martina. E quindi ci siamo ritrovati poi al contratto con la Lega. Forse avrebbe a livello regionale non c'è questa stessa legge, quindi non credo che ecco, si prospetti non è la riproponibile, diciamo, questo schema. Tutto è fattibile, però ripeto, io non credo che ci sia questa necessità, e abbiamo i prossimi appuntamenti regionali in Sardegna, in Basilicata, in Abruzzo, in Piemonte, e in nessuno di questi 4 appuntamenti regionali abbiamo riproposto lo schema governativo, correremo da soli. Certo, è un bel banco di prova adesso le regionali, È sicuramente un bel banco di prova, è chiaro che lo abbiamo visto non soltanto col Movimento ma anche con tutte le altre forze politiche. Sono sempre delle dinamiche diverse, no? Ci sono poi delle risposte diverse tra elezioni politiche nazionali ed elezioni regionali o amministrative. I meetup funzionano? I meetup, allora io posso dire questo, che funziona la volontà dei cittadini di mettersi in contatto con il proprio rappresentante, fare delle segnalazioni o delle proposte che poi trovano voce all'interno delle istituzioni, perché io posso dire che in questi 5 anni ho ricevuto tantissime, ma proprio tantissime, ripeto, segnalazioni tramite email, tramite i social network, che poi sono state chiaramente approfondite, studiate, ci siamo confrontati, sono stati presi contatti e sono state portate avanti nel Parlamento europeo. Quindi questo sì, funziona assolutamente ed è una cosa molto bella, perché io prima non ne ho avuto la possibilità. Si è affievolita un po' questa spinta dopo le elezioni del 4 marzo, no? No, io sinceramente non credo. Poi, ripeto, ci sono i meetup possono funzionare bene o meno bene o male, nel senso che poi è sempre... non sono la riproposizione moderna delle vecchie sezioni, no, circoli, tutt'altro, sono dei luoghi di incontro che vengono fissati in una pizzeria piuttosto che in una piazza, piuttosto che in un locale messo a disposizione da qualsiasi cittadino. Non c'è un luogo fisico? Dove... no, non c'è un luogo fisico, o meglio c'è un luogo fisico che varia, ripeto, spesso ci si incontra in una pizzeria mangiando una pizza e contestualmente discutendo e parlando, oppure ci si incontra, ripeto, in un locale messo a disposizione da chi lo ha, o a casa anche di altre persone, quindi è itinerante sotto questo aspetto, non c'è un luogo fisico fisso. Rischia però di essere una cosa ad appannaggio di pochi. Di fatto è aperto a tutti, questa è anche, immagino, la differenza rispetto alle sezioni. Io non l'ho mai frequentata. Però se tu fai una riunione all'interno di una casa, di un appartamento, una casa privata... Però tu hai reso tutto pubblico, cioè nel senso che online viene reso noto data, luogo, ora della riunione, quindi chi vuole può citofonare, andare e partecipare. Ripeto, non dico che sia come dire, il funzionamento ottimale, perché poi ci sono evidentemente ci sono delle pecche sulle quali bisogna intervenire, anche l'apertura ha ovviamente delle cose molto belle, ecco, degli aspetti molto positivi, anche quelli negativi di ritrovarti a gestire magari delle persone che vanno con intenti poco costruttivi e che quindi fanno perdere tempo, ecco. Però questo
questo fa parte del gioco e alla fine si è riusciti sempre a far prevalere la spinta costruttiva e la spinta positiva. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta con Laura Ferrara. Gli hanno proposto di candidarsi alla carica di Presidente della Regione o no? O è una notizia priva di fondamento? Me la chiarisce? Sì, non è che mi è stata proposta come avviene negli altri partiti, che c'è l'investitura del capo e viene individuato... Vabbè, anche voi in quanto a direttive, insomma... Arrivano quelle direttive e bisogna rispettarle, chi non rispetta è fuori. Sì, senz'altro, ma ci mancherebbe, che ben venga che ci siano, perché altrimenti sarebbe il caos e l'anarchia assoluta. Quindi le direttive ci sono, il regolamento lo abbiamo e va rispettato. Però diverso è tra rispettare delle regole e indicare dei nomi calati dall'alto. Ecco, questo non è avvenuto finora e non avverrà in futuro. Ho ricevuto piuttosto delle sollecitazioni da parte di tanti cittadini, di tanti attivisti che insomma l'ho viste come un attestato di stima rispetto al lavoro portato avanti finora, mi ha fatto piacere. Non ha dato alcuna risposta? Insomma. No, ancora no. Ancora ci pensa? Sì. Vediamo, ripeto, c'è un lavoro al quale mi piacerebbe dare continuità al Parlamento europeo, c'è un appuntamento importante a livello regionale che richiede il massimo impegno da parte di tutti, da parte mia e da parte di tutti gli altri deputati eletti e da parte di tutti i cittadini che continuano a dire siamo stanchi, vogliamo voltare pagina, ci vuole il cambiamento e vediamo se garantiranno coerenza tra quanto lamentano e la possibilità che avranno poi tra un po' cominceranno le parlamentari, come si chiamano? Quelle, sì, le regionarie. Ecco. Le regionarie, chiamiamole così. Regionarie e le europearie, come le vogliamo chiamare. Sì, comunque sì, le nostre votazioni interne. Cominceranno le candidature, ad arrivare le candidature? No? Cominceranno ad arrivare le disponibilità per le candidature, sì, perché poi chiaramente poi bisognerà votare. Però vaglia sempre il movimento. Vaglia il rispetto dei requisiti per le candidature, quello sì. Abbiamo dei requisiti per le candidature che oramai conoscete tutti, casellario giudiziario limpido, quindi nessun precedente penale, nessun procedimento penale in corso, la non appartenenza ad associazioni massoniche, il non aver già effettuato 2 mandati, quindi a qualsiasi livello. Ecco, queste sono a grandi linee chiaramente l'adesione ai principi e al regolamento del Movimento 5 Stelle, questi sono i requisiti che vengono sempre vagliati. Senta, che giudizio dà dei parlamentari 5 Stelle calabresi? Io sono contenta, un bel gruppo che si sta impegnando, c'è chi chiaramente era stato già eletto nella passata legislatura, che quindi sta portando avanti senza soluzione di continuità il lavoro fatto già in passato e che rappresenta anche un punto di riferimento e una guida per i nuovi eletti, e ci sono anche chiaramente i neoeletti, che sono tanti, che si stanno impegnando molto per ascoltare i cittadini e le necessità del territorio e poi dare una risposta all'interno delle istituzioni. Proprio ieri sono stata a Roccella Ionica a parlare di ambiente, di rifiuti, risorse, la strategia rifiuti zero con Paolo Parentela e Pino D'Ippolito. Paolo Parentela, quindi, che ha già un mandato alle spalle, Pino D'Ippolito neoeletto, ecco, ci si confrontava proprio su tutto il lavoro che si sta portando avanti, e sulle necessità. Sulle regionali avete parlato. E anche sulle regionali. Delle regionali avete parlato. Allora, io sto leggendo e ascoltando molto il dibattito politico e tristemente posso dire, vedo la classica danza dei passi a destra, dei passi a sinistra, dei salti da sinistra a destra. La politica è questa. La politica è sempre stata questa, la politica è sempre stata questa, quindi l'attenzione adesso da parte degli altri partiti qual è? Concentrarsi sul nome. Dobbiamo capire qual è il nome e non dico che non abbia importanza, chiaramente ha la sua importanza, però ha importanza cosa? La progettualità su cosa si intende fare, perché
Se viene messa al primo posto il nome e quindi ha diritto ad essere un rappresentante di Catanzaro, no, deve essere quello di Cosenza, allora io appoggio Tizio e mi defilo da Caio. Non ci sono queste cose nel Movimento 5 Stelle? Noi abbiamo un programma che è queste partito... tensioni interne non ci sono? Assolutamente no. Noi queste abbiamo spinte campanilistiche non ci sono? No. No, devo c'è dire una di visione no. complessiva. Devo dire di no, c'è una visione complessiva che parte soprattutto dal programma. Noi abbiamo fatto, ripeto, un programma di incontri tematici. Dicevo, ieri abbiamo parlato di ambiente, oggi ancora a Belvedere parleremo di depurazione, domani parleremo di corruzione e criminalità organizzata a Cosenza, settimana prossima si parlerà ancora di reddito minimo, di trasporti, cioè ecco il bel risultato che è stato raggiunto dai deputati di Corigliano e Rossano, finalmente non sarà più una zona isolata ma avremo un collegamento con una freccia da Roma a Sibari. A noi piace parlare di fatti, di contenuti, di temi, quindi il nostro primo approccio è questo. Abbiamo fatto un programma di incontri tematici perché ciò che vogliamo trasmettere ai cittadini, ciò che vogliamo proporre ai cittadini, in primis non sono i nomi ma sono le proposte che intendiamo portare avanti per migliorare la nostra regione. Senta, la sua proposta di una legislazione unica europea per combattere le mafie? Sì, allora, per quanto riguarda il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso a livello europeo, lì purtroppo siamo ancora fermi. C'era stata ecco, questa risoluzione di cui ero stata relatrice di iniziativa legislativa che aveva ricevuto l'approvazione a stragrande maggioranza dei 751 deputati, quindi era un risultato molto importante tenuto conto che fino a quel momento c'era stata una refrattarietà proprio nell'accettare la necessità di avere un reato di associazione mafiosa a livello europeo. Quello che veniva sempre detto era che non ne abbiamo bisogno, la mafia non esiste nei nostri paesi, è una prerogativa italiana, eccetera, eccetera. Da qui poi la palla passa alla Commissione europea, perché noi come Parlamento europeo abbiamo il potere di sollecitare l'iniziativa legislativa, ma a differenza del Parlamento nazionale non possiamo presentare dei disegni di legge. Quindi passa poi alla Commissione europea la responsabilità di presentare una vera e propria proposta legislativa in tal senso e ancora non l'ho vista questa proposta legislativa, cosa per la quale ci continueremo a impegnare. Sotto l'aspetto invece del contrasto alla corruzione, al riciclaggio e tutta una serie di altre misure, il DASPO per i corrotti che con una sentenza passata in giudicato devono essere allontanati dalle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo per finalità sociali dei beni confiscati, ecco tutte queste misure che erano pure incluse nel mio report hanno trovato poi riscontro in proposte legislative vere e proprie, una è peraltro è stata portata avanti poi dal mio collega Ignazio Corrao, la direttiva sull'antiriciclaggio, quindi sono ecco, dei risultati che abbiamo raggiunto a livello europeo di cui andiamo orgogliosi. Naturalmente insisterà su questo, no? Sì, assolutamente sì, bisogna mantenere l'attenzione alta e bisogna far comprendere, ripeto, alla Commissione europea l'importanza di avere una legislazione antimafia a livello europeo, cosa peraltro su cui ci stiamo battendo anche con la Procura europea. Si sta discutendo di Procura europea che nasce solo con il mandato di verificare che non vi siano delle frodi agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Noi abbiamo proposto di estendere l'ambito di operatività della Procura europea anche alla criminalità organizzata, in modo tale che da lì poi si inneschi anche l'aspetto più penale, oltre che procedurale, per dotarsi di un reato di associazione mafiosa. Senta, lei quando siede tra i banchi del Parlamento europeo, le pratiche che riguardano la Calabria, come dire, ha recitato il ruolo dell'avversaria politica o della calabrese? Guardi, io mi sono sempre definita con orgoglio calabrese, cioè questo significa che io amo la mia terra e non voglio darne un'immagine negativa, non voglio che resti anche nelle menti dei miei colleghi degli altri paesi un'immagine negativa della Calabria, come se in Calabria fosse tutto da buttare, perché non è così.
perché non è così, non lo dico per orgoglio e per campanilismo, ma perché io so che non è così, quindi è giusto che si conosca la nostra regione, ripeto, a 360 gradi, e lo stiamo facendo con l'iniziativa di cui parlavo prima, ad esempio degli imprenditori che sono venuti a fare visite e che hanno incontrato rappresentanti istituzionali della Commissione o anche della Camera di Commercio, lo abbiamo fatto con diverse altre iniziative e poi lo abbiamo fatto anche denunciando ciò che non va, perché poi non bisogna avere, come si suol dire, il prosciutto sugli occhi e dire no, va tutto bene, tutto meraviglioso. No, se insomma, ci sono delle cose che non funzionano bisogna denunciare. Ah beh, chiaro, certo, indipendentemente certo. dal colore politico della... Si difende la bellezza, si denuncia ciò che non va bene, perché l'obiettivo deve essere chiaramente il buon funzionamento della mia regione. Io mi auguro sempre il meglio, mi auguro che migliori sotto l'aspetto strutturale, sotto l'aspetto della sanità, sotto l'aspetto dell'utilizzo dei fondi, sotto l'aspetto ambientale, quindi è chiaro che tutto ciò che c'è da difendere va difeso strenuamente, ciò che c'è da denunciare perché non funziona va fatto senza ipocrisia e senza nascondersi dietro un dito. Senza essere, come dire, senza recitare il ruolo dell'avversario politico, a prescindere. Ma no, a prescindere no, io credo di aver sempre fatto un contrasto, ecco, di essermi posta come avversario politico, insomma, mi concederete sempre con cognizione di causa, nel senso che non ho mai fatto l'attacco fine a se stesso. Quando ho fatto un attacco non era fine a se stesso, ma con dati alla mano, con risposta della Commissione europea, con fatti, non per fare mera polemica, ma perché c'era un problema, si denunciava perché l'obiettivo era risolverlo. Senti, è stata mai sollecitata dal governo regionale ad intervenire in favore della Calabria? No. No. Non c'è mai stata questa interlocuzione, non ho mai ricevuto delle spinte in tal senso. Non che non ci sia stato mai nessun tipo di rapporto, ma non ho mai, ecco, ricevuto delle sollecitazioni in tal senso da parte del governo regionale. E quando lei ha denunciato determinate situazioni che meritavano di essere chiarite, beh, chiaramente sì, ci sono state delle lamentele, sì, quello sì, ci sono state delle lamentele, come forse anche naturale che sia, però ripeto, se ci sono delle cose che non vanno, non vanno, cioè non è che si possono coprire, io non mi rendo vuoi dire, complice di ciò che non va bene, io sono complice di ciò che funziona, ma di ciò che non funziona va denunciato. Da quando ha il ruolo di parlamentare europea, la Calabria, qualche passo in avanti, lei ha visto che l'ha compiuto oppure no? Ci sono delle cose che, ripeto, che funzionano bene. Il riferimento va soprattutto ai giovani e a chi decide, posso dire coraggiosamente, di restare nella propria regione e di portare avanti delle belle idee, delle belle iniziative. Quindi delle cose estremamente positive ci sono. Abbiamo, ad esempio, è stato fatto fronte comune quando da parte della Commissione europea era intervenuta una modifica su un regolamento che andava a penalizzare l'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine di oliva estratto da due cultivar, la carolea e la coratina. In Calabria è molto diffusa la carolea come cultivar, come pianta, quindi questo avrebbe significato una grande penalizzazione per tutti i piccoli imprenditori o i medi imprenditori che fanno dell'olio extravergine di oliva, insomma, il fiore all'occhiello della Calabria, e rappresentano quindi delle attività economiche e produttive importanti. E lì è stato fatto fronte comune, ad esempio con le associazioni di categoria, abbiamo inviato diverse sollecitazioni alla Commissione europea, loro con lettere si sono impegnati a fornire tutti i dati per così dire scientifici per dimostrare che non si trattava di sofisticazioni ma si trattava proprio della qualità e della varietà di quella cultivar. Io ho mandato interrogazioni alla Commissione europea e richieste di incontri al commissario all'agricoltura Hogan per portare all'attenzione e denunciare quanto stesse accadendo, e lì, ecco, nel giro veramente di meno di un anno si è riusciti, passando tutti gli step burocratici, a far nuovamente modificare quel regolamento e anche a mettere in salvo la raccolta delle olive poi dell'annata in corso. Perché l'Europa mette lo zampino e evita che si possa procedere alla stabilizzazione, per esempio, dei lavoratori socialmente utili e pubblica utilità? Questi sono io ecco, posso dire questo, è l'abuso del precariato che è stato fatto finora.
perché noi abbiamo gli LSU, abbiamo gli LPU, abbiamo i precari della giustizia, abbiamo i precari dei vigili del fuoco, abbiamo i precari tra i ricercatori, abbiamo gli ex mobilità in deroga, abbiamo veramente una popolazione intera nel precariato. E come è funzionato finora? È funzionato che di anno in anno queste persone erano tenute in sospeso e dovevano quindi sperare che di volta in volta venisse riconfermato, prorogato il contratto peraltro con delle retribuzioni insomma, non giuste, perché sempre sottopagati, senza avere tutte le tutele anche in termini di contributi che ha chi invece possiede un contratto a tempo indeterminato, pur svolgendo spesso le stesse mansioni, pur avendo le stesse responsabilità, e questo è stato funzionale al consenso elettorale. Cioè di volta in volta si affacciavano le regionali, vabbè, teniamo un po' in campana, poi tac, ecco il contratto prorogato, ci sono le nazionali, le elezioni politiche, li teniamo in campana e poi arriva la concessione per... Non va bene, questo è proprio uno sfruttamento, un ricatto che ha mantenuto, ripeto, per anni centinaia di migliaia di persone nel precariato, nei più diversi settori. Ora è chiaro che bisogna capire come risolvere questa situazione. C'è il collega della Camera Riccardo Tucci che si sta impegnando molto insieme al collega del Senato Giuseppe Fabio Audino per la questione degli LSU e degli LPU. Sembra che si stia arrivando ad una soluzione per quanto riguarda questa categoria. Sul fronte dei ricercatori anche lì c'è l'impegno da parte del Ministero nel garantire anche loro una stabilità. Per quanto riguarda i vigili del fuoco, stessa cosa, proprio ieri vedevo un intervento della nostra senatrice Bianca Laura Granato che ha ottenuto in un question time con il ministro Salvini l'impegno ad una stabilizzazione nell'arco di un quinquennio dei vari vigili del fuoco volontari. Sono una serie di situazioni che vanno affrontate e che io mi auguro che con grandissimo impegno, ripeto, e con tutte le difficoltà che derivano anche dai numeri, perché non è normale che vi siano, ripeto, migliaia di precari ovunque che sono stati tenuti in campana per anni, io mi auguro che man mano si arrivi ad una soluzione che tuteli tutti quanti. Mi dia un aggettivo per definire questa sua prima esperienza in Europa. Un aggettivo è difficile sempre sintetizzare, però entusiasmante e impegnativa, mi sembra che possa sintetizzare. No, non so se basta, perché a me piace parlare molto, quindi sintetizzare in 2 aggettivi mi risulta difficile, però quello che posso dire è che veramente è stata molto impegnativa, nonostante ci dicessero ma il Parlamento europeo, l'Unione Europea, ma che cosa si fa? Non si fa niente, l'Unione Europea a che cosa serve? Invece, ripeto, lì ricordo proprio il primo anno soprattutto, che chiaramente ci affacciavamo ad un mondo completamente nuovo, che continuavamo a stare in ufficio ed era sempre giorno e noi non ce ne rendevamo conto, ma di fatto erano diventate le 10 di sera, erano le 10:30 di sera, però lì fa buio tardi e quindi noi continuavamo a lavorare senza renderci conto che di fatto fosse tardi, quindi poi si usciva cercando qualcosa da mangiare per andare a cena, tutto chiuso perché si cena alle 6:30, quindi poi la cuisine è fermée, cioè la cucina è chiusa, non si fanno strappi alla regola come in Italia, che se ti vedono ti riaprono tutto e insomma, al di là di questa nota di colore c'è stato un impegno grandissimo, quindi molto molto impegnativo, che però ha dato i suoi frutti, perché ripeto, abbiamo portato a casa tanti bei risultati in ambito ambientale, in ambito energetico, in ambito della cooperazione giudiziaria. Che presumo faranno parte di un suo report fine mandato. Sì.
è già... Allora, io ho un sito ferraralaura.eu dove costantemente ho sempre aggiornato tutto quanto è stato fatto nelle commissioni parlamentari di cui faccio parte, quindi già da ora non sarà una sorpresa dell'ultimo minuto, ma già da ora chi vuole può andare sul mio sito e vedere mese per mese che cosa si fa nella Commissione Giustizia e Affari Interni, nella Commissione Affari Giuridici e ciò per cui mi sono impegnata io con i miei report di cui sono stata relatrice per un regolamento sulle procedure d'asilo, sono stata relatrice per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, per la direttiva sulla responsabilità ambientale, ecco, più relatrice ombra su tantissimi altri report, sull'immunità parlamentare, quindi chi vuole, chi ha voluto e chi vuole tuttora informarsi in maniera più costante ha la possibilità di farlo. Però stiamo anche predisponendo un report su quanto fatto in ambito europeo e quanto fatto in ambito territoriale, perché poi la ricaduta bisogna, ripeto, come dicevo poi, prima, sottolineare il legame con europarlamentare calabrese, il territorio. Insomma, era una bella responsabilità che spero di aver onorato, insomma, ripeto, con l'impegno e con i risultati raggiunti. Grazie Laura Ferrara, grazie a quanti voi. ci hanno seguito, ci vediamo domani, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.